Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio parlare di una cosa che ho sentito recentemente. È chiaro che non è un caso singolo, non è un caso isolato, ne ho ascoltati diversi, ma cogliendo l'occasione del fatto appunto che l'ho sentito recentemente, ho deciso appunto di approfondire. Abbiamo parlato fino a qualche tempo fa di difesa occulta, che è fondamentale, importantissima. La difesa occulta ci può proteggere dagli attacchi, non necessariamente ci può schermare completamente. Diciamo che ne attutisce quasi certamente l'importanza e a seconda però degli attacchi che riceviamo o delle situazioni in sé, potrebbe anche essere che non ce la facciano questi rimedi a coprirci del tutto. Fermo restando che schermarsi con l'uovo di protezione quotidianamente e all'inizio anche più volte al giorno, così da rafforzare bene nell'eterico l'uovo e il guscio e la protezione in sé. Premesso che nei momenti di turbamento il pentagramma è assolutamente risolutivo, perché di fronte al pentagramma eseguito e tracciato correttamente, nessuno può superare, soprattutto se viene fatto, come vi ho insegnato, a cerchio nelle quattro direzioni cardinali e nominando i nomi divini. In quel caso proprio intorno a voi si crea uno spazio invalicabile e assolutamente qualsiasi cosa vi stia cercando di aggredire non può trovare sostentamento. Esistono poi anche dei circuiti radionici che ci tutelano e ci difendono. È chiaro che la radionica è efficacissima, nessuno può dire che appunto l'opposto, è assolutamente risolutiva, ma richiede tempi variabili, che sono tempi che possono anche cambiare a seconda appunto della gravità del caso, delle cose che a livello sottile con le onde di forma deve andare a ripristinare e correggere. Dunque magari non abbiamo l'immediatezza che si può avere appunto con la ritualistica. E anche durante la ritualistica, a seconda dei casi, non dobbiamo dimenticarci che ci sono dei tempi che sono tempi astrali, tempi eterei, che sono assolutamente diversi dalla tempistica umana. Ma se lavorate con le lunazioni e se lavoriamo osservando il libro della natura, noi sappiamo che il seme piantato al momento giusto, nel terreno fertile e con gli giusti accorgimenti, questo seme germoglierà al giusto tempo. Dunque tutto segue questa regola precisa e non esiste, se le cose vengono fatte bene, non esiste che non si ottenga un risultato di qualche tipo. Eh, è chiaro però che bisogna saperli aspettare. Dunque, per quello che riguarda la radionica, ma anche la ritualistica, non è prevedibile il tempo di realizzo. Il tempo di esecuzione è certo, è chiaro, va fatto a determinate ore, determinati momenti, con determinate lune, cioè ci sono delle regole da seguire che sono alla base appunto delle giornate particolari a seconda di quello che si va a fare. Per quanto riguarda la radionica, invece, il discorso è diverso, può essere attivato in qualsiasi momento, non richiede regole di attivazione o di posa dei testimoni, semplicemente vanno seguite questi accorgimenti, cioè si stampa il circuito, gli si pone all'interno un testimone e lo si attiva col pendolino. Molto molto semplice e poi si lascia là minimo 5 giorni per caricare già in modo attivo, poi a seconda del circuito può anche essere solo una questione di poche ore, però per lavori più importanti dove vogliamo proprio scrivere una nuova vibrazione sul corpo eterico della persona, un minimo di 5 giorni, fino a un massimo di un mese allo scadere del quale appunto il corpo eterico è stato saturato. Ma non significa che alla saturazione del corpo eterico immediatamente noi ne vediamo i risultati, perché
può appunto variare dalla gravità del caso, dal karma che è legato a quella situazione e da altri fattori variabili. Dunque, noi agiamo sempre nella fiducia di un risultato, ma dobbiamo mettere e dimenticare. Poi, quando vedremo i risultati, ricorderemo che avevamo attivato questo piuttosto che l'altro stratagemma. Per quanto riguarda invece appunto l'argomento di cui vi andavo a parlare, esistono per la difesa, nei casi appunto di attacchi occulti, eh, esistono appunto dei circuiti. Noi ne regaliamo moltissimi durante i nostri corsi, che sono completamente gratuiti e appunto regaliamo moltissimo materiale, poi ci sarà sicuramente dell'altro che va acquistato perché non è nostra proprietà intellettuale e dunque non ci possiamo permettere di fare questa operazione, ma laddove è possibile noi omaggiamo proprio tutti i partecipanti del corso e fra questi omaggi appunto esistono tutta una serie di circuiti che vengono proprio donati e che il partecipante del corso può decidere di attivare o meno. In questo caso appunto ne esistono alcuni che servono a difenderci anche da attacchi particolari. Facciamo per esempio il caso di una casa infestata. Allora, noi possiamo andare ad abitare in un luogo che è già infestato di suo, oppure possiamo pensare che cambiando casa risolveremo delle cose per poi scoprire che nella casa dove stiamo le cose non sono cambiate. In quel caso dobbiamo pensare di essere noi, diventati noi il veicolo di queste entità. Queste entità sono attaccate a noi, dunque cosa è necessario fare? In questo caso si procederà come ho spiegato nell'ebook Introduzione alla magia radionica e anche nell'altro ebook Magia radionica della Madonna dei Kirli. Ci sono tantissimi accorgimenti, c'è anche un rituale molto importante che è il rituale del tetragrammaton o del pentagramma, perché poi alla fine compare un pentagramma. Sarà importantissimo seguire tutti i tempi, tutte le indicazioni, fare tutte le tecniche difensive perché non c'è motivo per cui queste entità, una volta uscite da voi, non se ne vadano. È proprio questione di saper pazientare perché magari non gli si condiziona alla prima volta, ma con la perseveranza otterrete certamente un ottimo risultato. Nel caso in cui non doveste riuscire da soli, potete sempre comunque chiamarmi e sarò ben lieta di fare il mio lavoro. Non ultimo, appunto, esistono dei sigilli salomonici che sono molto importanti e molto potenti. Alcuni dominano solo gli spiriti della loro sfera coscienziale e ce ne sono altri che invece hanno il dominio su tutti. Pertanto potremmo comunque valutare a seconda del caso. Io ci tengo particolarmente a salutare un caro signore che mi ha chiamato, un pensionato, mi ha chiamato ieri da Cuneo, purtroppo non ricordo il nome, ma so che mi guardi e sai che i saluti sono per te. Grazie per le chiacchiere che abbiamo fatto ieri. E saluto anche tutti gli altri visitatori del mio canale YouTube e ringrazio tutti quanti che mi sostengono, tutti quelli che sono contenti di imparare qualcosina. Io ringrazio, vi rimando alla prossima condivisione e vi mando un grandissimo abbraccio. Un saluto dalla vostra Hildegarda.